Eccola la gloria di Arturo Stagliano, finalmente restaurata e restituita alla città. Autorità, forze dell'ordine alpini per salutare il completamento dell'intervento inserito nelle iniziative promosse da Casugana per i 150 anni dell'annessione del Veneto all'Italia. Un omaggio alla città che si autotassò per erigere il monumento e ai caduti di tutte le guerre. Penso che sia un momento molto importante per la nostra comunità e una riconsegna a tutti noi di un monumento bellissimo che anche per troppo tempo abbiamo guardato in modo distratto, non ci eravamo accorti della forza e della bellezza di queste figure alte 2 metri, imponenti. Penso che questo restauro sia qualcosa che colpisca tutti noi e ci faccia ricordare il significato bellissimo di questa bella scultura. Niente ordinanze antibivacco, dice Manildo. Penso che non serva a proibire, ma anzi ridare bellezza come abbiamo fatto sia l'operazione per avere un rispetto un po' da tutti. Un laser puntato sul monumento dovrebbe evitare che i colombi lo sporchino. Per installarlo è stato necessario anche il via libera delle autorità aeroportuali. 70.000 euro il costo dell'intervento. Soddisfazione anche negli occhi di chi ha lavorato sodo per ripulire sia le parti bronzee che i marmi. Di disagi in un lavoro come questo secondo me sono secondari all'emozione del risultato finale. La storia del restauro è raccontata passo passo in un percorso visivo a Palazzo dei 300. Ricostruisce il restauro ma soprattutto restituisce la bellezza del monumento. Vedrete delle foto di primi piani delle statue, dei volti e dei corpi che non avete mai visto prima e capirete quanto questo monumento, che è sotto gli occhi di tutti i giorni, è veramente una cosa molto bella.